Professor Crepè, si parla spesso anche a Treviso di devianza giovanile, di baby gang. Qual è la soluzione secondo lei? Ma no, ma l'educazione, bisogna riprendere l'educazione, bisogna che la scuola faccia il suo lavoro, un padre e una madre facciano il loro lavoro, non si può pretendere di dire tutti sì, dare i soldi, non mettere nessuna regola e poi stare là a dire oh mamma mia cosa succede? Succede quello che abbiamo seminato, cioè, si raccoglie quello che si mette. Quindi dipende da noi, se vogliamo questo continuiamo così, se vogliamo cambiare domani mattina si cambia. Ecco, lei, una delle sue proposte è quella della abbassare la maggiore età ai 16 anni, così si Per dare responsabilizzano i giovani. responsabilità. Ecco, quindi secondo lei è un concetto di responsabilità che bisogna... Insomma sì, insomma, è abbastanza evidente anche dalla cronaca, lo dice l'altro giorno un ragazzino che ha compiuto un reato orrendo, la prima cosa che ha detto sui social, tanto faccio un mese di galera, a me non mi possono fare niente perché ho 16 anni. Insomma, comincia a essere un problema, io credo. Non so, io credo che le età non siano mai cambiate realmente. Non credo che il cervello di un ragazzo di 100 anni fa sia differente da quello di oggi. È l'educazione che è cambiata, non è la testa o altre cose. Quindi, secondo me, responsabilizzare. Ecco, se dovessi dare un consiglio ai genitori. Fate i maestri, insegnate a vivere i vostri figli.